Buon inizio settimana e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Dovrebbero atterrare nelle prossime ore per uno scalo alla base USAF di Aviano 3 aerei militari cargo con 600 persone a bordo evacuate dall'Afghanistan. I cittadini afghani e americani saranno visitati, curati e rifocillati prima di partire per gli Stati Uniti. Vediamo. Sono attesi a ore alla base di Aviano gli aerei militari americani che stanno evacuando connazionali e popolazione afghana in fuga dal paese ormai in mano ai talebani. Si tratta di richiedenti un visto di immigrazione speciale, di altri afghani a rischio. 3 cargo C-17 con circa 600 persone a bordo dovrebbero atterrare oggi sul suolo friulano per poter permettere una prima accoglienza a coloro che scappano dall'inferno di Kabul. L'ufficialità dell'uso di basi americane sul suolo italiano è arrivata anche dal via libera del governo Draghi, oltre ad Aviano, dove distanza al 31esimo Fighter Wings dell'aviazione americana, è interessata anche la base militare di Sigonella, in Sicilia, dove ieri sono arrivati 147 evacuati e altri ne sono attesi. Ad Aviano le persone saranno fatte scendere solo per uno scalo, visitate, curate se necessario e rifocillate. Alcuni potrebbero anche passare la notte all'aeroporto avianese, in zone già attrezzate e protette anche per quanto riguarda le misure anti-Covid, prima di volare verso gli Stati Uniti. Possibili eventuali periodi di quarantena prima delle ripartenze. Si tratta dunque solo di una tappa nel viaggio Afghanistan-USA, senza che nessun passeggero si fermi sul territorio italiano, almeno di gravi necessità. Pronto comunque il supporto di personale delle aziende sanitarie friulane nel caso in cui ci fosse la necessità di intervenire per persone che richiedessero un'assistenza ospedaliera importante. Intanto resta intenso il dialogo tra autorità italiane e americane, anche se su tutta l'operazione permane un forte riservo. 3 cittadini migranti, tutti pakistani, maggiorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri ieri sera a Udine, vicino all'ex caserma Cavarzerani. Senza documenti, in buone condizioni di salute, hanno chiesto asilo e sono stati accolti nell'hub di via Cividale per triage e quarantena fiduciaria. Ieri pomeriggio, invece, al confine con la Slovenia, in territorio giuliano, il personale della Polizia di Frontiera e la Polmare di Trieste hanno rintracciato oltre 150 migranti, tutti provenienti dalla rotta balcanica. Siamo alla cronaca, ladri in azione nel fine settimana in un'abitazione di Fagagna dove, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato un infisso e rubato preziosi e denaro contante per quasi 9.000 euro. Altro colpo in abitazione poi a Pasian di Prato dove, dopo aver spaccato una porta, i topi d'appartamento hanno frugato nelle stanze, riuscendo a sottrarre un bracciale d'oro. Indagano i carabinieri di Udine. Un 41enne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna è stato rintracciato dai carabinieri di Aurisina mentre viaggiava su un autobus di linea diretto in Francia. È risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna per furti di t-shirt sportive di marca, profumi e cosmetici nei centri commerciali del capoluogo felsineo. L'uomo era già stato arrestato dai carabinieri di Aurisina 7 anni fa, allora in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. La Romania lo stava cercando per furti commessi nel suo paese d'origine. Sconterà 8 mesi di reclusione al Coroneo. Un proietto di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale in cattivo stato di conservazione, rinvenuto nei giorni scorsi all'interno del plesso scolastico di Terzo di Aquileia, è stato rimosso questa mattina dagli artificieri del comando provinciale di Udine. È stato fatto brillare in sicurezza. Una coppia di alpinisti lombardi incordata ha trascorso la notte bloccata in un canale lungo la parete nord del Monte Zermula. Ieri hanno incontrato delle difficoltà e sono stati i parenti lombardi a chiamare il 112 che ha allertato il soccorso alpino di Forni a Voltri. Dalla casera Cason di Lanza i gestori hanno fatto segnali luminosi verso la parete ricevendo risposta dagli alpinisti. Temporali ed acquazzoni con conseguente scarsa visibilità hanno impedito ai soccorritori di avvicinarsi alla parete fino a questa mattina. Dalle 6 si sta tentando di compiere il soccorso con un elicottero militare. I 2 alpinisti erano andati a fare la via di destra incordata e poi, invece di scendere per la via normale dalla cima, hanno deciso di tornare indietro scendendo in corda doppia, rimanendo bloccati. Ovviamente molto soddisfatto della reazione psicologica il tecnico dell'Udinese Luca Gotti. Sentiamo le sue parole a fine gara. Ho sottolineato pochi minuti fa qui fuori come il 2-0 della Juventus sia frutto di una giocata fantastica di Dybala, che è girato di spalle, vede partire Quadrado, mette quella palla e quindi ci sono anche le qualità dell'avversario da tenere in conto. Noi abbiamo pagato molto dazio nel passato, tenga presente che
Ad esempio anche noi oggi c'era quel secondo rigore su De Lofeu che è stato annullato per un fuorigioco altrettanto millimetrico, quindi insomma chiamiamole disattenzioni non le fa solo la provinciale ma anche una grandissima squadra. Insomma, io comunque devo pensare al mio orticello, devo pensare di cercare di essere più efficace possibile nell'arco di tutti 100 minuti oggi abbiamo giocato, nell'arco di tutti i 100 minuti, spesso i minuti di recupero ci hanno detto male e qualche cosa io l'ho pensata e la devo pensare rispetto a questo. Fin dall'inizio ho detto a questa squadra, a questo gruppo, che siamo noi la squadra, siamo noi la squadra. È probabile che arrivino altri giocatori a darci una mano e noi cercheremo di mettere quei giocatori che vengono a darci una mano nella miglior condizione per poterlo fare, ma siamo noi l'Udinese, siamo noi la squadra, ci siamo già, dobbiamo cercare di accogliere nel migliore dei modi chi arriverà e utilizzare tutte le risorse a disposizione, ma noi siamo l'Udinese. Voglio anche sottolineare il fatto che un giocatore che è sempre stato centrale nelle mie scelte in questi 2 anni, che io ho fatto giocare praticamente sempre tutte le volte che l'ho avuto a disposizione, come Stefano Okaka, che oggi entra per fare gli ultimi 10 minuti, poi e che ancora in questa fase, proprio per la sua mole, per la sua stazza, e che ancora in questa fase magari non può essere necessariamente nella migliore condizione, però poi è determinante per questo punto importantissimo. Sottolineo questa cosa che mi è piaciuta molto. Ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza, prove aperte di cultura friulana. Vediamo. L'identità friulana non è soltanto memoria storica, ma deve necessariamente orientare attenzione anche alla rinascita di un futuro che oltre alla storia tenga conto dell'ambiente, della sostenibilità ecologica e sociale e dell'innovazione. Tutti argomenti che hanno tenuto banco ad Avostanis, 30ª rassegna d'arte e cultura estiva in svolgimento all'agriturismo ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza a cura dell'omonima associazione culturale, con prove aperte di cultura friulana, titolo d'appuntamento che per Avostanis è arrivato alla 7ª edizione. Il direttore artistico Federico Rossi ha presentato alcuni dei progetti in itinere sul Friuli a venire, con testimonianze degli stessi protagonisti che li stanno mettendo in atto, abbinate a canzoni composte ed eseguite per l'occasione dal duo Alessio e Giuliano Vellisci. Anna e Chiara Scaini sono 2 giovani ricercatrici friulane, protagoniste di un'indagine scientifica internazionale che stanno realizzando sul tagliamento con nuovi studi e progetti di valorizzazione, mentre Mauro Pinosa, presidente del gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte Villanova, assieme all'enologo Emilio Del Medico, hanno illustrato la sperimentazione di affidamento del vino in grotta a 60 metri di profondità che stanno dando risultati inaspettati con prospettive di valorizzazione. Sereno Milisso, presidente della Latteria Turnaria Campolessi, e Maurizio Tondolo, direttore dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, hanno presentato la Carta dei Principi delle Latterie Turnarie, progetto nato nel nostro territorio per valorizzare le poche sopravvissute che per la sua importanza sarà adottata dal movimento internazionale Slow Food. Chiara Delfina Coman e Silvia Ponton, protagoniste del gruppo Crevaduris Fratture, hanno presentato il progetto artistico e culturale di un gruppo di giovani. Si intitola Crevaduris per l'appunto ed è inteso come fonte di rinascita personale e sociale. Altro progetto in corso d'opera intende ricordare il nobile Marco di Moruzzo, che nel 1421 rifiutò di sottomettersi all'occupazione veneziana. È stato presentato dallo storico Alberto Travain assieme alla sindaca di Moruzzo Albina Montagnese. Il telegiornale per ora termina qui, ma rimanete con noi. Dopo la pubblicità c'è l'appuntamento con A voi la linea.